A Sant'Eusebio di Bava arriva di scena il match tra Gogliardica e Granarolo, partita valevole per la nona giornata del campionato in prima categoria girone C, padroni di casa 14esimi e reduci da 5 sconfitte consecutive e alla disperata ricerca di punti salvezza, ospiti invece, che sono la grande sorpresa di questo inizio di campionato, alla loro prima stagione in assoluto in questa categoria si ritrovano già terzi a -3 solamente dalla capolista. Prima opportunità del match al 10° minuto di gioco, con il destro a giro di Durand che termina però sul fondo. Ma solamente 2 minuti più tardi è proprio il numero 9 a sbloccare la gara, si muove perfettamente sulla linea del fuorigioco della difesa Granarolo e davanti a Belloni non sbaglia, firmando così il suo terzo centro stagionale. La rete tuttavia scatena le proteste alla panchina ospite per la posizione in partenza del numero 9. Alla mezz'ora grande combinazione in area tra Zamana e Axija, con quest'ultimo che calcia però sopra la traversa. Al 40° prova Zamana a giro dal limite dell'area, tiro però debole centrale che blocca Ribizzi. Al tramonto della prima frazione di gioco Furio prova dalla distanza, pallone però anche stavolta centrale facilmente bloccato da Belloni. Ripresa che si apre con la rete di Axija, anche in questo caso è dubbia la posizione di partenza del numero 7 del Granarolo, che viene quindi fortemente contestato dalla panchina di casa, ma per il direttore di gara Pettirossi la rete è valida, si torna così in parità sul risultato di 1-1. Al 55° minuto Zamana sfiora la rete del raddoppio Granarolo con una grande girata mancina che però termina fuori di un soffio, mentre al 58° che gli ospiti raddoppiano è ancora una volta Axija a segnare, ultimamente in una condizione fisica strabiliante, infatti già la terza rete nelle ultime 2 gare per il numero 7, questa volta la sua conclusione mancina non è irresistibile, ma il pallone rasoterra passa sotto il braccio di Ribizzi e si insacca alle sue spalle, completando così la momentanea rimonta ospite. A 20 dalla fine però i padroni di casa la pareggiano con un cross dalla destra che viene perfettamente finalizzato da Furio, che al centro dell'area piccola lasciato incredibilmente libero realizza la rete del 2-2. Si tratta della prima gioia stagionale per il giovanissimo centrocampista classe 2004. Nel finale il Granarolo prova a vincerla e sfiora un paio di volte la rete, prima con Domi, con una conclusione che si vita vicino al palo, e poi con Vannucci che prova dal limite calciando però fuori, e dopo 4 minuti di recupero Pettirossi fischia 3 volte, a Sant'Eusebio di Bavari finisce 2-2, alle reti di Durante e Furio risponde la doppietta di Axija, Gogliardica e Granarolo si dividono così la posta in gioco.